Dopo l'incontro del pomeriggio in prefettura, posizioni ancora distanti tra le parti, nonostante le esortazioni del prefetto Vittorio Zappalorto di cercare di superare le pregiudiziali al fine di scongiurare l'eventuale arrivo da fine maggio, primi di giugno prossimi, di un commissario. Rischio più che concreto, stando ai bilanci CTV. Accade infatti che attualmente la liquidità presente nelle casse dell'azienda per pagare i fornitori, gasolio per i bus e stipendi permette un respiro fino al prossimo 28 maggio, dopodiché sarà default. Significa che servono 39 milioni di euro a fronte di una previsione di perdita di 61 milioni di euro. Ecco spiegato il taglio degli integrativi in busta paga, che però tamponerebbe soltanto una situazione di per sé già compromessa. Ma se non si dovesse trovare un accordo, con il dichiarato default di ACTV ci saranno come conseguenza inevitabili tagli ai servizi e pure all'occupazione. Chiediamo a tutti un'assunzione di responsabilità, si ritiri l'atto, si crei un tavolo di confronto più alto con le istituzioni, con il governo, la regione, la città di Venezia compresa, e ci si assuma la responsabilità di dire qual è la quantità di servizio a cui Venezia ha diritto. Saltato il previsto incontro di giovedì prossimo, 11 febbraio, sempre con il prefetto Zappalorto. Ora i sindacati chiedono l'intervento di governo e regione per vedere come finanziare i servizi essenziali su Venezia e capire se ad esempio i traghetti delle linee 11 e 17 siano equiparabili ai traghetti dei collegamenti presenti in Sicilia e Sardegna, per valutare eventuali possibili finanziamenti governativi. Chiediamo il ritiro immediato della disdetta, che è stato un tradimento nei confronti dei lavoratori da parte della direzione aziendale. Dobbiamo ripristinare una condizione di normalità. Nella stessa condizione dei dipendenti CTV anche i colleghi di AVM e Vela. Dacci i nostri euro, non dollari, euro. Speriamo che non ce li tocchino.